Il presidente della quinta commissione comunale Carmelo Cantone, unitamente ai consiglieri Mario Fontana, Gerlando Piparo, Alessandro Sollano, hanno richiesto un incontro urgente con l'assessore regionale al turismo Maglio Messina al fine di rappresentare le difficoltà causate dal decreto amministrativo 1507 del 2019 che riguarda il rinnovo quinquennale della classifica delle strutture ricettive. Il decreto modifica i parametri con effetto retroattivo qualitativi volumetrici e impone adeguamenti che risultano particolarmente impegnativi per il rinnovo della classificazione delle suddette strutture ricettive. Le differenze riguardano principalmente l'aumento dei metri quadrati necessari all'assegnazione dei posti letto e costituiranno sicuramente oggetto di riduzione degli stessi posti. Sentiamo Carmelo Cantone, presidente della quinta commissione. Abbiamo convocato una commissione ad hoc per questo nuovo decreto legge emesso dall'assessore nel 2019, l'assessore regionale, che modifica i parametri di riclassificazione delle strutture ricettive. Questi parametri, anche se sono leggermente differenti, provocano dei seri problemi, in quanto spingono la gente o a chiudere l'attività perché c'è un cambio di volumetria e soprattutto ha un effetto retrattivo. Quindi i seri problemi stanno nel fatto che praticamente la gente non può abbattere i muri, deve diminuire i posti letto, oppure praticamente chiudere la propria attività, oppure ripercorrere i sentieri dell'illegalità molto frequentati negli ultimi anni. Abbiamo quindi chiesto con i consiglieri Sollano, Piparo e Fontana, quindi tutta la quinta commissione, un incontro con l'assessore regionale Maglio Messina affinché possa rivedere, quantomeno non rendere retroattiva, questa misura da lui emanata.